Nota stampa del segretario provinciale della CGIL di Agrigento rivolta all'assessore regionale Ruggero Razza. Alfonso Buscemi afferma: quanto ancora, egregio assessore, bisogna attendere affinché ella nomini il direttore generale dell'ASP di Agrigento? Crediamo che la comunità agrigentina abbia diritto, insieme alle proprie rappresentanze, di avere un interlocutore stabile a garanzia e a tutela dei diritti della vasta platea dei cittadini utenti. Pur in presenza di indubbia presenza e professionalità dell'impegno e sacrifici profusi dai singoli dirigenti e operatori dell'intero sistema, non possiamo non rilevare, continua Buscemi, una condizione complessiva di criticità, carenze e debolezze strutturali. Auspichiamo pertanto un nuovo inizio che realizzi compiutamente la missione dell'azienda, al di là delle tante diffuse e legittime sollecitazioni che provengono dalle singole realtà e dai tanti soggetti, a partire da quelle più sole e più vulnerabili, in cui i bisogni di salute e di assistenza spesso non vengono del tutto soddisfatti. Egregio assessore, afferma Buscemi, non è retorico affermare che in una provincia come quella di Agrigento, ultima per i tanti indicatori socio-economici e culturali, che la vera sfida per l'insieme degli attori è quella di contribuire a elevare il tono e il livello del confronto su materie complesse. Una vera operazione verità e trasparenza sullo stato di salute dei singoli presidi ospedalieri e dei servizi della medicina del territorio, in un'ottica di coordinamento e integrazione delle politiche sanitarie con quelle sociali, con l'esclusivo obiettivo di elevare il livello qualitativo delle strutture, servizi e prestazioni sociosanitarie e assistenziali. Siamo certi, conclude Buscemi, che l'assessore la consapevolezza dell'urgenza di un suo immediato intervento.